Si è svolta nei giorni scorsi all'Istituto Alberghiero Federico II di Svezia di Siracusa la manifestazione Work, Flair and Coffee Art 2012. Vediamo. La manifestazione Work, Flair and Coffee Art 2012, organizzata dal professore Gaetano Bongiovanni e coordinata dai professori Benedetto Giudere e Vincenzo Tubolino, ha visto la partecipazione dei professionisti barman Marco Sorano, Gaetano Giudice e Rosario Laterra, i quali si sono cimentati in esibizione di Working Flair, Competition Flair e dimostrazione di Coffee Milk Art, l'arte di decorare i cappuccini. Lo scopo della manifestazione è quella di motivare i ragazzi interni dell'istituto e gli operatori del settore pubblico esercizio ad approfondire le conoscenze, le tecniche e le nuove tendenze nel settore del bar, dei pub e delle caffetterie. Il dirigente scolastico Giuseppina Rizzo ha sottolineato l'importanza della manifestazione per la valorizzazione della professionalità che caratterizza gli alunni dell'istituto, ringraziando i docenti organizzatori, gli assistenti tecnici Bafino, Caligiore, Colombo, Lussignoli, Seminare, il personale amministrativo e i collaboratori scolastici che hanno reso possibile la buona riuscita della manifestazione.